Benvenuti, oggi è martedì 18 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 17:06 e tramonta alle 2:43. Oggi si celebra Santa Marina. Il nome Marina ha origine latina e significa appartenente al mare. Le Nazioni Unite hanno deciso di promuovere una nuova giornata internazionale dedicata al contrasto dell'hate speech, ovvero dei discorsi d'odio, che a partire dal 2022 si celebrerà il 18 giugno di ogni anno. L'hate speech viene descritto come qualsiasi tipo di comunicazione orale o scritta o comportamentale che attacca o utilizza un linguaggio peggiorativo o discriminatorio in riferimento a una persona o a un gruppo sulla base della loro identità. Facciamo gli auguri al friulano Fabio Capello, che oggi festeggia 78 anni. Ex calciatore della nazionale con la quale nel 1973 ha segnato lo storico gol del primo successo italiano in Inghilterra. Ha avuto una carriera ancora più vincente come allenatore, soprattutto alla guida del Milan. Buon compleanno anche a Sir Paul McCartney, oggi 82enne. Con i Beatles ha riscritto la storia della musica leggera degli anni 60. Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una carriera solista che non si è mai fermata. L'ultimo suo album risale infatti al 2020. Infine auguri all'attrice ed ex modella Isabella Rossellini. Per lei le candeline oggi sono 72. Nata dal matrimonio tra l'attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini, è diventata famosa anche come testimonial di prodotti di bellezza. Ha avuto una relazione con lo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo. Dopo 8 ore di scontri, l'uomo che dominava la Francia venne sconfitto e costretto a rinunciare al suo trono. Il 18 giugno del 1815, nelle vicinanze di Bruxelles, ci fu l'epica sfida tra l'esercito francese e i principali paesi del continente, guidati dal duca di Wellington. Ci troviamo di fronte alla leggendaria battaglia di Waterloo, l'evento che segnò la caduta di Napoleone Bonaparte. Si può creare energia dalla materia? Massa ed energia, due grandezze apparentemente diverse, sono equivalenti, come scoperto da Einstein nel 1905. Per esempio, la trasformazione della massa di un solo grammo libera la stessa energia della combustione di 2220 tonnellate di petrolio, sufficienti per riscaldare per un anno 1500 appartamenti di medie dimensioni in Italia. Buongiorno ai 12, oggi sono sempre Venere e Mercurio protagonisti della scena proprio perché passano ufficialmente in Cancro e quindi l'amore e la comunicazione diventano d'acqua, più empatici, più emotivi, più sentimentali tutti i 12, ma vediamo chi sono i privilegiati. Ariete, la posizione di questi due pianeti ufficialmente in Cancro non è propriamente una situazione che migliora molto la comunicazione, ma è già stato detto quanto basta per rendervi sereni. Il Sole peraltro sta beneficiandovi di tutta una serie di energie che vanno impiegate bene, mentre invece Marte vi ricorda che occorre, grazie all'opposizione della Luna, consultare qualche familiare per capire bene come muoversi in ambito economico. Toro, la Luna oggi fa i bisticci con il Marte che ospitate. Oggi non è propriamente una giornata ideale per contrattare, anche perché Plutone, con la sua quadratura sempre sul vostro Marte, vi dà non pochi pensieri. Il consiglio della giornata è quello di attendere tempi migliori. Aspettate un po' e vedrete che tutto andrà come deve andare. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata splendida per voi proprio perché Mercurio, il vostro
vostro astro unito alla bella e fortunosa Venere passano nella vostra ideale seconda casa, leggerendovi anche un po', ma tentando di oggettivizzare la visione morbida ed empatica dell'amore. Cercate quindi di comunicare con una morbidezza in più e capire che i sentimenti non sempre passano dalla mente. Del resto si chiamano sentimenti, non ragionamenti, giusto? Cancro, che bella giornata per voi oggi, con la Venere ufficialmente nei vostri gradi e Mercurio che si muove in una maniera molto interessante nelle vostre acque, proprio perché riesce a dare parola e forza ai vostri sentimenti. Anche la Luna è dalla vostra parte oggi in Scorpione, è tutta d'acqua, per cui tra sentimenti e sicurezze oggi riconquistate un bel po' di posizioni in avanti. Leone, la giornata oggi annuncia un periodo in cui Venere e Mercurio saranno in 12ª casa, per cui ci saranno tutta una serie di analisi da fare nella vostra vita sentimentale. Non siate sospettosi che uno dei vostri grandi difetti, cercate invece di ascoltare il partner osservandolo anche nelle movenze e non solo nei dialoghi che a volte potrebbero essere aggressivi. Parlate di meno, ma amate di più. Vergine, la giornata di oggi si apre con una bellissima notizia. Il vostro astro Mercurio è finalmente a voi congeniale, è in area 11ª, quindi in area ideale per quello che riguarda le amicizie, gli affetti, e la bella Venere è lì con un amore pronto per voi per saltarvi addosso, ma voi lo accoglierete? E beh, è uno dei vostri dilemmi esistenziali. Meditate. Bilancia, la giornata di oggi fa affondare la vostra bella Venere nelle acque lunari del Cancro. E beh, forse un po' di divina confusione emotiva, è sempre una quadratura, ma nulla di così pernicioso, perché voi Bilancia, quando Venere passa in Cancro, siete comunque più trasognanti, distratti e deliziosamente impacciati in amore. Scorpione, splendida giornata oggi, perché quella preparazione che gli astri narravano è finalmente una realtà. Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, quindi torna in un bellissimo regime di trigono la comunicazione e l'amore. La Luna è anche vostra ospite e seppure oggi non va proprio d'accordo con Marte e Plutone, e beh, verrà quindi bandita la passione. Sicuramente rapporti sono più distesi e amore si prepara all'orizzonte. Sagittario, una buona notizia per voi: Venere e Mercurio hanno finalmente dismesso l'opposizione, quindi si può tornare a parlare d'amore e tentare dialoghi più morbidi e congeniali. È assolutamente indicativo in questo periodo cercare degli accordi su affari importanti come immobili, case, cose e accordi bancari. Ci riuscirete col vostro solito e carissimo ottimismo. Capricorno, la giornata di oggi è una giornata con una luna dalla vostra parte, quindi un po' meno sospetti, ma inizia l'opposizione di Venere e di Mercurio. L'amore è comunque un tentativo per voi di stanarvi e di cercare un dialogo in dimensioni in cui non siete molto agili, ma stavolta sorprenderete tutti, c'è dell'altro dalla vostra parte. Acquario, giornata di oggi decisamente un po' emotiva, proprio perché la Luna è in quadratura e Marte punzecchia un po'. Venere e Mercurio peraltro finiscono di essere un cruccio rovelloso e problematico. L'amore non è più da ragionare ma solo da vivere. Rimane il sole a darvi una grande sferzata di energia e un gioco ottimistico che permette ancora di sperare in un'espansione lavorativa. Pesci, bellissima giornata per voi, perché proprio la bella Venere si pone in trigono ai vostri gradi, anche se Nettuno è ancora un po' confuso e non riesce a dialogare bene, a esternare bene i propri sentimenti. Sicuramente oggi sarà l'inizio di una più corroborante disposizione zodiacale che vi renderà di nuovo protagonisti. Era il momento più buio da quando Hitler aveva dichiarato guerra al mondo intero, ma c'era qualcuno che rifiutava di arrendersi. E quel qualcuno era nient'altro che Winston Churchill, il primo ministro britannico. Il 18 giugno del 1940, con la potenza delle sue parole, Churchill riuscì a infondere coraggio e determinazione in un'intera nazione, guidandola verso la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Less is more, tradotto alla lettera, significa meno e più. Ha origini nel mondo dell'architettura, dove si cerca di creare edifici essenziali,
Ma non finisce qui. Questa filosofia si è diffusa anche in altri settori, come quello dell'abbigliamento. Potete applicarla anche alla vostra vita quotidiana. Concentratevi sulle cose che contano davvero. C'è un vecchio proverbio siciliano che incarna lo stesso spirito. Uso vecchio è come mancanti. Cercare sempre il di più può portare gli stessi problemi di chi ha di meno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi parlerò di una figura davvero speciale, Santa Caterina da Siena, patrona dell'Italia e delle infermiere. Durante un periodo della sua vita ha digiunato così tanto da perdere la metà del suo peso, segno del suo profondo disagio interiore. Nonostante fosse molto debole fisicamente, si è dedicata alla cura di malati gravi e contagiosi. Lei stessa era afflitta da una strana malattia che la faceva sembrare molto più vecchia della sua età. Ma c'è di più. Fin da bambina Caterina aveva visioni mistiche. Le stigmate e la morte avvenuta a soli 33 anni simboleggiano il profondo legame con la passione di Cristo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. E noi per vivere bene questa vita vogliamo conoscere più cose possibili. Quindi continuate a seguirci domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!